Dal 1° luglio sono state quasi 9.500 le domande per l'assegno temporaneo per i figli minori. Queste sono le pratiche dei lavoratori autonomi e famiglie della piccola e media impresa registrate nel sito INPS per la provincia di Padova. Se si confronta al dato regionale, invece, sono state presentate 49.000 pratiche per accedere alla prestazione transitoria di sostegno della genitorialità e alla natalità, in attesa dell'attuazione dell'assegno unico universale che dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio del 2022 per semplificare e potenziare le misure a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico. Negli ultimi giorni è stato prorogato il termine al 31 ottobre per fare domanda e avere così diritto alle prestazioni economiche a decorrere da luglio. Quindi, facendo domanda entro il 31 ottobre, si otterranno gli assegni relativi a luglio, agosto e settembre. Da novembre in poi, e cioè fino a novembre e dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese in cui si fa domanda. Nei giorni scorsi è stata decisa la proroga per le richieste che si potranno fare fino al 30 di ottobre, una data che era stata fortemente suggerita dai forum delle associazioni familiari. Indubbiamente oggi ci troviamo di fronte a un grande passo, perché questo strumento è un cambio di paradigma. Parla dei figli non come solo luogo delle povertà, ma come risorsa per il Paese, e riconosce per ogni figlio, che sia figlio di un lavoratore dipendente, di una partita IVA, di un disoccupato, questo assegno unico. Ecco, siamo in un periodo di transito e abbiamo la necessità di farlo conoscere a tutte le famiglie dei lavoratori, degli imprenditori del territorio. L'assegno per i figli minori è una misura sostenuta da Camera di Commercio e da ANCI Veneto. Noi come comuni stiamo affrontando il problema della denatalità e quindi stiamo mettendo in campo politiche per favorire invece la natalità e mettere al centro della nostra agenda politica la famiglia, e questa iniziativa dell'assegno unico va in questa direzione. Per questo la sosteniamo